Oggi per noi è una giornata positiva perché abbiamo riunito l'osservatorio sulle crisi idriche del distretto padano e tutti i portatori di interesse ci hanno dato un'indicazione che l'acqua c'è ovunque grazie al fatto che ha piovuto in modo a volte anche copioso e significativo, ma ci garantisce di portare a maturazione le coltivazioni importanti del distretto padano. Quindi siamo passati da maggio, dove avevamo delle previsioni e dove avevamo degli indicatori sotto alla media della portata storica del fiume Po, a oggi che invece vediamo e verifichiamo che siamo in media sulle portate storiche. I grandi laghi regolati sono riempiti, addirittura il Lago Maggiore a seguito delle piogge è ancora più riempito di quanto noi avevamo richiesto e quindi si sta svuotando pian piano e l'osservatorio lo abbiamo già organizzato e riunito per la prima settimana del mese di luglio perché sarà il mese più importante in cui potremo sapere se ci sarà bisogno di acqua, se saremo in scarsità idrica oppure come in questo momento in una situazione normale e in una condizione molto buona.